siamo con Paolo Beltrame, centrocampista offensivo del Treviso Football Club. Innanzitutto Paolo, come ti stai trovando in squadra? Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere a Treviso, stiamo faticando ma ci stiamo conoscendo in questa prima fase di ritiro e non vediamo l'ora che arrivi settembre per iniziare il campionato. Qual è stata la tua prima impressione del gruppo che adesso stai cominciando a conoscere? Ma sinceramente è un gruppo che a livello umano mi stava già stupendo prima di iniziare la stagione. In realtà tutto ciò è stato confermato in questi primi giorni di ritiro. Siamo un gruppo affiatato, ci sono dei ragazzi un po' più esperti con i quali ho già giocato e ci sono dei ragazzi più giovani che cerchiamo noi più anziani di inserire al meglio all'interno del gruppo. Quindi di fare un po' da chioccia all'interno del gruppo per inserire al meglio i più giovani e dargli anche la vostra esperienza. Sì, assolutamente, vengono in campo con noi, quindi dovremmo essere bravi noi a riuscire a trasmettere quelli che sono i valori e quelli che sono soprattutto le responsabilità di vestire una maglia così prestigiosa e di cercare di farlo al meglio nel proseguo del campionato. Per quanto riguarda il mister, invece, che cosa vuoi dire del modo in cui sta impostando il gioco? Ma ecco, il mister non lo conoscevo personalmente e ci sta dando comunque delle ottime nozioni in campo e sta cercando comunque anche lui di farci crescere sotto il punto di vista del gruppo, che in questa prima fase è fondamentale, ecco, per poi cercare di fare qualcosa di importante. Come viene impostato il lavoro qui in ritiro ad Arta Terme? Il lavoro è tosto, diciamo che il nostro preparatore atletico non si sta risparmiando, ma è anche giusto così. Facciamo 2 sessioni di allenamento, una al mattino in cui comunque vengono concentrati più lavori senza palla, comunque lavori aerobici o di forza, mentre nel pomeriggio diciamo che si predilige molto di più il gioco con la palla e quindi siamo più sotto le grinfie dell'allenatore. Però ecco, sappiamo che dobbiamo fare fatica in questo periodo qua, ma sono sicuro che tutti questi lavori li ritroveremo più avanti. Anche perché vi aspetta un campionato in cui le aspettative nei confronti del Treviso Football Club sono molto elevate. Sì, noi dobbiamo comunque cercare il più possibile di mantenere un profilo basso e soprattutto lavorare con tanta umiltà e con coraggio. Sappiamo che chiunque verrà a Treviso cercherà di renderci la vita difficile, ma noi dovremo farlo a loro prima ancora di entrare in campo. Senti, per quanto riguarda il ritiro, a parte appunto il lavoro che mi hai appena descritto, nei tempi liberi che cosa fate? Socializzate un po' insieme? Che cosa fate, insomma? Adesso che siamo verso la fine del ritiro, i tempi liberi si cerca di riposare il più possibile, però ecco, abbiamo a disposizione un'ottima struttura qui ad Arta Terme che ci mette a disposizione tutto quello che vogliamo e in primis anche molto importante curare l'alimentazione in questa fase di precampionato, poi dopo cerchiamo soprattutto magari durante la sera di svagarci con un paio di partite a ping pong o qualche partita a carte, ma ecco, vedo i ragazzi e mi metto in mezzo molto stanchi in questa fase finale, quindi cerchiamo di riposare il più possibile, che è un aspetto fondamentale per il nostro lavoro. Insomma, le premesse per far bene in questa stagione che sta per cominciare ci sono tutte. Ci sono, perché comunque stiamo lavorando bene e il gruppo, come dicevo prima, è affiatato e quindi dobbiamo cercare di mantenere questo equilibrio nel proseguo degli allenamenti e della stagione. Sono sicuro che questa nostra unione ci potrà far togliere delle bellissime soddisfazioni.